Non è aprendo il numero diciamo, chiuso a medicina che si risolve, è aprendo la specialità, perché medici e laureati ce ne sono. Siamo in 20.000 che attendiamo tutti di essere inseriti nel sistema sanitario nazionale. I crudi numeri dicono che 1800 candidati, tutti laureati in medicina, hanno affrontato all'Università di Padova i test di ammissione per entrare nelle varie scuole di specialità del Triveneto, ma che i posti a disposizione, stabiliti dal Ministero e non dall'Università Padovana, va detto, sono ancora del tutto insufficienti. Una prova impegnativa con gli studenti distribuiti in varie aule della città che devono affrontare il test composto da 140 domande, ognuna con 5 possibili soluzioni. Volevo fare reumatologia, adesso vediamo, punterò anche al concorso di medicina generale. Questa carenza di medici, adesso l'azienda Zero apre anche agli specializzandi per i concorsi, può essere una soluzione? Allora, la soluzione migliore sarebbe quella di aumentare le borse, questo non ci piove, nel senso che lo stiamo dicendo in tutti i modi e meglio di noi non lo può sapere nessuno. I medici ci sono, i medici specializzati non ci sono, l'imbuto formativo è quello, continuano a formare, aumentano i posti all'Università di Medicina ma non aumentano i posti dove serve, cioè nelle borse di specializzazione. Il sogno sarebbe oculistica oppure medicina del lavoro, però siamo in attesa, insomma è una prova che è dura, 20.000 su 8.000 posti e non è abbastanza. Da dove viene lei? Da Treviso. L'Università di Padova vede 46 scuole di specializzazione e quest'anno 423 contratti, con un aumento del 38% sull'anno precedente. Dal punto di vista organizzativo, allora oggi siamo in oltre 10 plessi divisi su tutta la città, questo è il più importante, però come dire, sono coinvolte oltre 250 persone a gestire tutta questa macchina organizzativa. Vuol dire grosso modo il 10% dei dipendenti dell'Università di Padova. Dei 1800 candidati il 42% sono maschi, il 58% femmine. Per rispondere a disposizione 210 minuti, i risultati della prova scritta soltanto attraverso la piattaforma di Universitaly nella pagina dedicata a ciascun candidato il 15 luglio. Specialità le piacerebbe? Ma io sempre scaramanzia, non lo tengo, non lo dico perché porta male. Poi vengo dal Friuli, quindi siamo un po' così. Lei si è laureato quando? A ottobre dell'anno scorso.